Allora ragazzi, oggi faccio un video che non so dove metterlo perché ho i video di animali belli, ho il canale di animali belli e questa è una cosa che mi farebbe piacere, però non è tanto visitato. Perché ritengo che queste informazioni sono veramente molto importanti per chi ha degli animali, quindi cani. Allora, voi siete abituati a vedere quattro cani, però purtroppo adesso uno è morto già 2 anni fa, quindi molti di voi sanno anche. E adesso è arrivato quasi il momento di Luna. Il problema è che quando si fanno di una certa età purtroppo prendono dei problemi che sono neurologici. Luna purtroppo ha preso i problemi neurologici e sono 4 giorni che ho sperimentato una cosa che servirà per tutte le persone che hanno problemi di cane a livello neurologico. Adesso normalmente Luna gira su se stessa quindi la notte non dorme e quindi ho trovato una soluzione che va benissimo ai nostri cani e quindi ve ne voglio fare praticamente tesoro. Parliamo però di ricette, d'accordo? Perché quello che vi sto facendo vedere, che vi faccio vedere tra poco, si basa principalmente su due elementi che noi abbiamo in cucina e che non sappiamo che possiamo praticamente evitare tutte queste medicine neurologiche per i cani. Adesso vi faccio vedere Luna. Voilà. Allora, Luna normalmente gira, però come vedete adesso è calmissima. Lei gira 24 ore su 24. Adesso sono una settimana che diviene sempre calma e lo sapete perché riesce a fare anche una buona qualità di cacca che non gli dà praticamente questa sensazione di nervosismo. Fino a una settimana fa Luna si svegliava alle 11:30 di sera, quindi ti faceva quelle 2 ore di pennichella dalle 9 alle 11:30 su per giù e tutta la nottata gridava perché doveva fare cacca e non riusciva a fare cacca. Però il problema anche era che questo problema principale era la cacca, però lei era molto nervosa perché comunque ha anche i suoi problemi neurologici. Allora, come dobbiamo aiutare i nostri amici animali a stare calmi? Semplicemente, ragazzi, adesso vi faccio vedere. Vi sembrerà assurdo? Adesso giro la telecamera da quest'altro lato. Che ne dite di fare una ricettina da sballo? Ah sì, ma ci mangia. Vediamo un po' che ci sto. Pomodorino. Arance, zucca, cavolo. Che bella melanzana, va. Melanzana. C'è stata una cipolliccia schiattata, un po' di melanzana, cipolla, pomodoro e già in un piatto. Tocca a messa secce che scadono oggi, sanno fa. Melanzana, la seccia e salsiccia. Un pochino bianco, ci sta un basilico, c'è stato mollato. Ma là, allora ragazzi, una bella ricetta.
Allora, prima ci cuociamo una cipollina con le salsicce e il vino, poi andiamo a friggere, a parte delle melanzane. Quindi quando abbiamo finito qua togliamo da mezzo, andiamo quindi a friggere la melanzana e poi andiamo a tagliare un po' di pomodorini e mischiamo con melanzane e tutto, e quindi ci schiattiamo dentro un po' di penne, quello che ci sta di pasta, e vengono piatti che a fine del mondo. Ci schiattiamo pure a prova un parmigiano e stiamo a posto. Allora, soffriggere la cipolla, ma proprio qualche secondo, tagliatela più grossolana proprio perché ci serve la cipolla in bocca in questo piatto. Adesso sgranuliamo la nostra salsiccia. Allora, quando vedete che la salsiccia si sta colorando ed è praticamente duretta, quindi voi man mano la spolpate ancora di più in modo che si cuoce più rapidamente. Quindi quando vedete già a questo punto, anche se vedete un po' la cipolla più bruciata, piuttosto non vi deve interessare. Voilà, arrivate a questo punto che state incominciando anche a friggere le melanzane, aggiungete il vino e fate sfumare. Messo il vino a fiamma alta, lo fate praticamente completamente sfumare. Nel frattempo che il vino si sfuma e che voi avete girato un po' la carne, potete incominciare a girare anche le melanzane. Voilà, tra pochissimo sono pronte. Nel frattempo apriamo una ventina di pomodorini, ok, e le andiamo ad aggiungere con una piccola passatina, piccola. Le melanzane si sono praticamente bruciate, non fa niente, andiamo ad uberare con le altre. Abbiamo anche aggiunto i nostri pomodorini, sono un po' piccotti, però non ci metto niente. No, cioè non è che si sono proprio bruciate, quindi queste qua le buttiamo e ricominciamo con le altre. Intanto una melanzana è molto, quindi queste qua le lasciamo stare, non le mettiamo. E adesso che ho più tempo, quindi posso pensare a queste altre melanzane. Melanzane mettete sempre poca alla volta. Allora, logicamente qui la morte sua è il basilico. Vedete, stiamo facendo appassire i pomodorini, quindi andiamo ad aggiungere un po' di sale perché la salsiccia già è satura, quindi dobbiamo aggiungere giusto un po' di sale, il basilico e la passatina di pomodoro, un po' di sale, un po' di pepe, un po' di basilico, ed andiamo ad aggiungere la nostra passatina di pomodoro. Abbiamo aggiunto la nostra passatina di pomodoro e adesso facciamo attenzione alle altre melanzane perché altrimenti bruciamo anche queste. Allora, logicamente abbiamo aggiunto anche un po' di melanzane per rafforzare l'intensità gustosa del sughetto. Adesso andiamo ad aggiungere un po' di basilico in questo momento. Allora ragazzi, melanzane cotte, sughetto non dico pronto, però comunque durante la fase della cottura della pasta, logicamente sempre aggiungendo un po' d'acqua. Andiamo ad aggiungere l'acqua, sempre
una pasta come pasta, ho scelto una pasta che mantiene bene il sugo e sono i rigatoni. Quindi, una pasta che va benissimo per il sugo, un sugo che poi tra parentesi è buonissimo. Quindi lo andremo a arricchire, poi potete fare anche una cosa, quindi preparare la pasta, la cuocete 5 minuti, 3 minuti nella pentola e 5 minuti a grill con la scamorza e fate uscire una pasta a forno con la scamorza. Voilà, colata la pasta, adesso facciamo fare gli ultimi 3 minuti di cottura. Io non la metterò a forno, diciamo che vi ho dato a voi l'idea. Voilà, vi ho dato a voi l'idea. E già luna, babbo, madonna mia. Allora, quindi vi ho dato a voi l'idea. Adesso facciamo fare questi 3 minuti di cottura, una bella cosa di scamorza dentro, basilico, le altre melanzane, il piatto è terminato. Abbiamo aggiunto quindi le melanzane, il basilico, un pugnettino proprio minimo di pepe perché già avevo messo in precedenza. Voilà, adesso facciamo la mantecatura con il formaggio e il piatto è pronto ed impiattiamo e ce lo ingozziamo. Ve lo ricordo solo, ma già lo sapete, mantecatura con tutti i tipi di formaggio va fatta sempre fuori dalla fiamma, quindi mischiate fino a quando non vedete i filamenti. Quando vedete i filamenti significa che si sta ben sciogliendo. Ragazzi, mi sa che a luna devo purtroppo fare la silina, non posso fare proprio niente, non posso fare più niente. Quindi, voilà, con il basilico e impiattiamo. Voilà, piatto terminato, buon appetito a tutti, ciao ciao, dalla prossima ricetta.